Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati alla nostra prima edizione dei telegiornali. L'eco della tragedia che ha colpito due comunità, quella di Cavallino Treporti e di Roncade, non è ancora spenta ovviamente. Parliamo della morte del piccolo Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni inghiottito dal mare a Cavallino Treporti. E allora ripartiamo da qui con il nostro telegiornale per rivivere il dolore di ieri nella città dove il piccolo viveva, quella comunità di Roncade. Dana è una persona straordinaria. Quello che è successo, secondo me, lei ancora non si rende conto, purtroppo. Tanto è vero che io sono appena diventato papà e mi ha detto: dai un bacino alla tua bambina, dunque è una persona straordinaria. Mamma Dana Calarus è rientrata a casa a Roncade in mattinata dopo un pomeriggio e una nottata di attesa, angoscia e infine lo strazio più profondo, quello per la perdita del figlioletto Carlo Panizzo, 6 anni, con cui era andata a trascorrere una giornata di svago in spiaggia a Capasquali al Cavallino. La mamma in riva, il bambino che giocava vicino agli scogli, improvvisamente la donna non l'ha visto più. Le grida, i bagnanti che si sono tuffati, la catena umana, la macchina dei soccorsi. Il corpo del piccolo, scomparso in mare, è stato rinvenuto sul fondale poco prima delle 3 del mattino. La mamma, una 49enne di origini polacche, dipendente dell'azienda di ristorazione Ottavian, è stata ospitata nel vicino camping e affiancata da una psicologa. Infine il ritorno a casa. Sulla recinzione ancora i fiocchi rosa per la recente nascita della bimba del vicino, Carla, anche lei. Lei mi ha abbracciato e mi ha detto solo: dai un bacino alla Carla. Io ho detto: guarda Dana, per qualsiasi cosa siamo qua. E dopo è scappata di sopra. Lei è molto scossa, molto scossa. Un via vai di familiari e amici come quelli che le hanno riportato indietro la macchina dal Cavallino. Finestre e porte chiuse anche a casa del papà di Carlo, Fabio Panizzo, titolare della birreria Kaputziner Hof di Colli Umberto e del pub Bark di Barcon di Vedelago, ma in passato anche socio della pizzeria Piola di Treviso. La coppia ha un altro figlio di pochi anni, più grande del fratellino, per la cui morte ora la Procura della Repubblica di Venezia dovrà decidere se aprire un fascicolo. Il caso è in mano al sostituto procuratore Federica Baccaglini, che attende la documentazione delle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto. A quel punto deciderà se procedere con l'inchiesta e disporre eventualmente l'autopsia sul corpo del piccolo, inchiesta in cui rischierebbe a quel punto di venire iscritta nel registro degli indagati anche la mamma del bambino. E dunque ancora Roncade con Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, anche per capire se ci sono novità dalla Procura di Venezia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Qui siamo a Roncade dove davvero c'è un clima pesante, un clima di dolore, una giornata ancora di lutto, difficile parlare anche per i cittadini perché insomma il dolore è davvero grande. Sul fronte giudiziario è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti e il pubblico ministero sta decidendo eventualmente di disporre l'esame autoptico sul corpo del piccolo Carlo. Solo dopo tutto questo verrà dato il nulla osta per celebrare il funerale, l'ultimo saluto al bimbo di 6 anni. E intanto continuano però le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quel drammatico giorno quando, lo ricordiamo, il piccolo Carlo, che aveva festeggiato i suoi 6 anni qualche giorno prima, è andato proprio in spiaggia con la mamma per festeggiare ancora questa giornata di gioia che purtroppo si è trasformata in una giornata invece di tragedia e di incubo per la mamma. Sono andati in spiaggia, poi che cos'è accaduto? Il bimbo si è tolto subito la magliettina ed è corso col suo costumino giallo al mare, in acqua, vicino agli scogli. È stato un attimo di disattenzione e purtroppo il piccolo Carlo è sparito fra le onde. Come avete sentito anche dal servizio immediato, tutto l'apparato della macchina dei soccorsi, si sono buttati in acqua ragazzi, bagnanti. Purtroppo però il piccolo
piccolo Carlo è stato trovato, lo avete sentito, alle 2:45 con attraverso un radar, un sonar dei vigili del fuoco, era adagiato sul fondo, quindi potete capire la disperazione. Sono accorsi ovviamente la mamma, il papà, che sono rimasti sempre lì a riva nella speranza di poter rivedere il piccolo Carlo, e purtroppo però una giornata che è terminata con un epilogo davvero drammatico. Intanto le amiche della mamma di Carlo hanno voluto organizzare una raccolta fondi per dare una mano a questa mamma, e davvero c'è tantissima solidarietà. Nel giro di poche ore, di 10 ore, 12 ore, hanno raggiunto la somma di oltre 17.000 euro, e tantissime le persone che hanno voluto contribuire. Si parla di oltre 800 persone che hanno contribuito per dare un sostegno anche economico alla mamma, che ovviamente avrà anche bisogno di un sostegno psicologico d'ora in avanti per cercare di sopportare questo dramma che l'ha davvero investita completamente. Un bimbo che qua ricordano tutti a Roncade, sempre solare e sorridente, descritto da tutti come un bambino pieno di vita. Fanno davvero fatica a parlare anche i residenti. Ovviamente torneremo a parlare anche sul fronte giudiziario, anche delle decisioni del pubblico ministero, proprio nel corso dei nostri telegiornali a partire da questa sera 19:30 per il telegiornale di Treviso. Da Roncade è tutto. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto. Allora, sempre con Daniela Sizia riviviamo una notte di soccorsi, una notte di flebili speranze e poi il dolore. Alle 2:45 il corpo del piccolo Carlo Panizzo viene individuato e adagiato sul fondale vicino ai frangiflutti ad una profondità di 2 metri. Il rinvenimento reso possibile dalla strumentazione sonar in dotazione ai sommozzatori del 115. Ogni speranza si infrange contro la drammatica realtà. Sulla spiaggia cala un silenzio surreale. Le lacrime prendono il posto ai momenti allegri e spensierati. I bagnanti arrivano lungo questa barriera di scogli dove qualcuno lascia un gioco, una maglia, un pensiero, delle candele. Piange questo turista, ci dice che ha 2 figli e che viene in questa località da anni. 2 boys. Sorry. Lui, assieme a tanti altri bagnanti, si è tuffato alla ricerca del piccolo. Una tragedia iniziata intorno alle 16. Carlo era in acqua, stava giocando, poi in un attimo non è tornato in superficie. Momenti drammatici a cui hanno assistito numerosi turisti. La mamma era sulla riva, lei... Sì, era sulla riva la mamma, è successo in un attimo, ecco. Quando abbiamo visto sbrazzare sono andati tutti, il soccorso è stato immediato, ecco, quello sì. Da locale si sono precipitati in acqua anche degli avventori. Un gruppo di ragazzi è corso fuori e si è tuffato. Poi la catena umana dei bagnanti nel mare insieme per cercare Carlo. Ce lo racconta il bagnino che ha chiesto aiuto anche ai turisti. Io ho sollecitato in più lingue ai clienti di tenerci per mano, cominciando io per primo, e siamo andati più avanti fino dove possibile, chiedendo ai bambini di non farlo perché l'acqua era comunque mossa, molto agitata. La gente ha risposto subito All'istante, e dopo, nonostante io fossi andato a fare comunque a sostenere altri aspetti, diciamo, del soccorso, hanno continuato a farlo in maniera autonoma. In quel momento nella zona c'era bandiera rossa. C'è la bandiera rossa perché era appena calato il vento di Bora, il vento da nord e da nord-est, e il vento stava calmandosi, ma la corrente era comunque molto forte e c'era risacca perché stava calando la marea, quindi c'era molta onda vicino agli scogli e molta risacca, quindi molto risucchio che continuava a portare le persone, o comunque in questo caso anche il sottoscritto o gli altri cercando il bambino verso il largo. Cosa può essere accaduto al bambino? Sappiamo che faceva dei tuffi. No, io so che il bambino era arrivato da poco in spiaggia, e so che poi non era più sotto la sorveglianza della madre per cause che non sta a me definire. Su quella spiaggia a Cavallino Tre Porti è calato il silenzio di una tragedia impossibile anche da accettare. Impossibile da accettare, quindi il dolore e il lutto di una comunità, quella di Cavallino Tre Porti, che ha sospeso tutte ovviamente le
attività del camping in segno di lutto, e ci sarà anche il supporto psicologico alla mamma. Allora vediamo le reazioni a Cavallino Treporti, sentiamo. Devo confrontarmi anche con la Giunta, credo proprio di sì, di istituire, di proclamare la giornata di lutto cittadino il giorno dei funerali. È il minimo che possiamo. Dopo l'allarme lanciato dalla mamma si è attivata la macchina dei soccorsi. In pochi minuti la spiaggia Cap Ballarin è stata raggiunta dalla Guardia Costiera, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e 3 elicotteri che dal cielo controllavano il mare. Attivato subito dal prefetto un tavolo di crisi per la gestione dell'emergenza. Le ricerche si sono sviluppate sia lato mare, dove appunto poi è stato ritrovato il piccolo, sia lato terra, quindi le ricerche sono state sviluppate dai carabinieri, dalla polizia locale anche su tutto l'arenile e le strutture ricettive interne, nella speranza di poterlo trovare. Non solo, ma lungo l'arenile sono stati distribuiti dei volantini con la foto del piccolo nella disperata speranza di poterlo ritrovare, una speranza che si è spenta le prime ore del mattino. La tragedia tra il villaggio San Paolo e il camping Vela Blu nel tratto di spiaggia libera. Ore di apprensione vissute anche in comune con il sindaco Roberta Anesto e l'assessore al turismo. Noi per parte nostra alla famiglia abbiamo dato tutto il sostegno come amministrazione che potevamo dare attraverso un supporto psicologico e attraverso un alloggio nella vicina struttura ricettiva, e siamo molto vicini come amministrazione comunale tutta al cordoglio della famiglia. Nel camping della zona i turisti, dopo la notizia del ritrovamento del piccolo Carlo, si sono chiusi in un silenzio colmo di dolore. Noi come mondo dei campeggi, dei villaggi di Cavallino Treporti siamo assolutamente vicini alla famiglia. Oggi le strutture, quelle proprio vicino all'area interessata, hanno sospeso tutte le attività musicali, di intrattenimento lungo l'arenile, proprio in segno di rispetto nei confronti della famiglia e del bambino. Lungo la strada troviamo un ragazzo, Tommaso, che conosce la famiglia del piccolo, ci racconta di Carlo. Fantastico, era veramente un amore di persona. Sapere che in questo momento non c'è più è una grande mancanza per tutti quanti, penso. Il dolore è grande, ci dice, e non ci sono parole per descriverlo. Allora c'è, prima di andare a Montebelluna da Cristian Arboit, c'è un aggiornamento di cronaca che riguarda il 17enne tunisino, ricorderete che aveva tentato il suicidio in carcere, al carcere minorile di Treviso, tanto che si era aperta un'inchiesta in procura a Treviso. Ebbene, il 17enne è morto in queste ore, lo ricorderete, il 17enne che aveva tentato il suicidio impiccandosi con dei jeans alla cella. Poche ore dopo l'arresto aveva sabato compiuto una scorribanda a Vicenza con anche dei furti e delle rapine, si era anche barricato in casa, insomma era stato un sabato difficile a Vicenza. Il giovane era stato bloccato e portato in carcere al minorile di Treviso, e poche ore dopo ha tentato il suicidio. Era gravissimo fino a qualche ora fa, e poco fa il decesso. Già ieri la procura aveva aperto una inchiesta su quanto era accaduto al carcere minorile di Treviso. Questo come aggiornamento di ultima ora di cronaca. Andiamo da Cristian Arboit, che è a Montebelluna, perché ieri abbiamo raccontato, lo rivedremo, il giro di vite del comune che ha convocato i genitori di alcuni dei giovanissimi che compiono scorribande in bici a Montebelluna in mezzo alle macchine, quindi rischiando di farsi male ma anche di provocare incidenti, ma la situazione resta critica. Vero Cristian? Buongiorno. Buongiorno Nicola, anche da parte di Michele Zanette che sta curando la parte tecnica. Una situazione che più che critica definirei incandescente qui a Montebelluna. Tante volte vi abbiamo raccontato di questo branco di giovani che fa evoluzioni in centro storico sulle bici, mettendo a repentaglio la loro sicurezza, ma non solo la loro sicurezza, anche quella degli automobilisti, degli altri passanti. Sono autori di veri
vere e proprie scorribande come quella che si è registrata nella serata di venerdì, e qui veniamo alla testimonianza della signora Angela Folador, che è titolare con il marito di un noto locale qui a Montebelluna. Siamo in Corso Mazzini, è il salotto buono della città. Alle mie spalle c'è il mercato del mercoledì. Angela Folador che venerdì sera ha assistito a una scena alla quale immagino non avrebbe mai voluto assistere. Parliamo di un branco di quanti ragazzini? Erano in 6-7 di loro, hanno cominciato a fare le scorribande come quasi tutte le sere o i fine settimana, però venerdì sera è stata un po' più grave del solito perché mio marito era qui seduto, qui dove sono io adesso, col calice in mano, con altra gente fuori, i nostri clienti che stavano mangiando, e sono passati, l'hanno sfiorato, l'hanno graffiato e poi sono scappati. Mio marito li ha ripresi chiamando, dicendo il classico solo "oh, sta attento", e lì si è scatenato l'inferno con insulti, parole, offese a noi, offese ai clienti che erano qua, passando e ripassando, minacciando tutti, ma con offese molto molto pesanti. Quindi una vera e propria sfida. Sì, loro ti sfidano finché quando vedono che qualcuno è più forte di lui, alla fine scappano. Io ho chiamato le forze dell'ordine 2 volte, chiaramente non sono uscite perché loro ci dicono non posso venire lì adesso perché tanto non ci sono. Se passano e si fermano, prima o poi li vedono. Però... E poi si è ripetuto il sabato sera, un'altra sfida, gli stessi di venerdì sera, però sono stati dall'altra parte perché hanno visto che qui la situazione eravamo già in 7-8 fuori, che chiaramente stavolta non andava a finire bene. Quindi la logica del branco fondamentalmente, quando sono da soli, prima parlavamo anche con altri residenti, sono degli agnellini, quando sono insieme prevale appunto... Sono dei leoni, sì, sono dei leoni. So che sono andati la stessa sera, hanno fatto il disastro, hanno cominciato alle 8 di sera offendendo una carissima mia amica perché aveva il cane, sempre loro. Sono passati in mezzo al bar Cavour, in mezzo ai tavolini, tanto che la gente beveva, non se ne può più. Ecco, c'è esasperazione. Proprio per questo il sindaco ha deciso di convocare i genitori di alcuni di questi ragazzi. Ieri lo ha voluto annunciare ufficialmente in questa maniera. Manovre pericolose tra le auto, impennate, corse contromano, giro di vite a Montebelluna nei confronti di giovani che si comportano scorrettamente in sella alle biciclette, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità. Da tempo il fenomeno è sotto la lente delle autorità. L'ultimo episodio l'altra sera, quando 3 minorenni, già noti per le loro scorribande, sono stati fermati dai carabinieri in centro storico. I loro genitori verranno convocati dal sindaco Adalberto Bordin, che assieme ai militari dell'Arma incontrerà i ragazzini con mamme e papà perché, afferma il primo cittadino, questi comportamenti sono inaccettabili in quanto pericolosi. Non è tollerabile giustificarli con la mancanza di spazi per fare acrobazie in bici. L'amministrazione comunale ha come cardine quello di creare servizi per tutti, ma ciò, continua Bordin, non può prescindere dal rispetto delle regole, soprattutto quando riguardano il codice della strada. Quest'ultimo non è un episodio isolato. Nei mesi scorsi 20 minorenni erano stati identificati dalla polizia locale per impennate e manovre spericolate in bicicletta, con conseguenti sanzioni ai genitori. Immagino lo vediate anche dalle sequenze che ci sono state messe a disposizione da alcuni residenti. Parliamo di evoluzioni pericolosissime che gli stessi protagonisti diffondono via social, su Instagram. Prima parlavamo di sfida, c'è una impunità forse diffusa, un senso di impunità diffusa e appunto, come ci raccontava la signora Angela, non parliamo solo di evoluzioni pericolose che mettono a repentaglio la sicurezza, l'incolumità sulla strada, ma proprio anche di insulti e in passato ci sono state anche delle aggressioni. Sì, so che ci sono state delle aggressioni in centro, lo so, però hanno la forza di sfidarti, ma con parole pesanti che neanch'io, che ho
53 anni, mi sono mai permessa di dirgli a mia madre e mio padre, ma a nessuno di questi, proprio offendere le persone e poi avere offeso i clienti nostri qui, a me ha dato un po' fastidio, perché chiaramente gente che viene da fuori, che si sente insultata da sto branco di animali, perché io li chiamo animali, non va bene. Poi stanno esacerbando i toni, questo è il tema, e poi potrebbero esserci delle conseguenze. Ho paura di sì, se qualcuno si arrabbia sul serio qualcuno si fa male, purtroppo. Io dico, non so se non ci sia un posto qui a Montebelluna, so che il sindaco gli ha proposto qualcosa, ma non hanno accettato, quindi non ho idea cosa accadrà andando avanti. E continuano a spadroneggiare in centro. Certo. Tutte le sere dalle 8:30, 9 in poi cominciano a passare, se non è di qua è in centro, e come vi ripeto anche al Cavour hanno fatto la stessa cosa. È che purtroppo dipende dall'orario e che gente c'è fuori. Forse convocare i familiari non basta, i genitori a questo punto non basta. Assolutamente no, non basta. E neanche una scuola non può effettivamente insegnare l'educazione. Prima deve partire dalla famiglia per primis, e poi se le forze dell'ordine o qualcuno fa qualcosa è meglio. Ecco, ultimissima domanda, qua parliamo di gruppi misti, italiani. Sì, un gruppo etnico, italiani, possono essere albanesi, rumeni, marocchini, un po' di tutto, sì, perché purtroppo anche qui abbiamo l'etnia molto diffuse, tante etnie diverse. Grazie signora Angela Follador, titolare di questo nonoto locale in corso Mazzini, dove gli animi, lo hai sentito tu Nicola, sono davvero esasperati. Per il momento da Montebelluna è tutto, con Michele Zanette ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit. Restiamo sulla provincia di Treviso prima di andare poi nel veneziano e nel bellunese, perché dobbiamo anche tornare a parlare della tragedia sulla strada che invece si è consumata 2 notti fa a San Vendemiano. 2 amici, uno con la moto e uno con la Vespa, si toccano i loro mezzi e un 20enne finisce su un muretto e muore. I segni dell'impatto violentissimo sono ancora incisi sui muretti e sull'asfalto di via Manin, San Vendemiano. Doveva essere una serata insieme agli amici, un giro in moto prima della partenza per Edimburgo, che sarebbe dovuta avvenire proprio in queste ore per frequentare un corso d'inglese. La vita di Mattia Saccon si è spezzata così, sul ciglio di una via a qualche centinaio di metri da dove abitava con il papà. Ero in camera, ho sentito urlare aiuto, sono uscito e c'era un ragazzo disteso per terra lì, più o meno. Praticamente c'era una Vespa dietro di lui e lui con la moto, e quello della Vespa, era davanti a lui. Ha sentito che arrivava la moto, si è spostato sulla destra pensando che passasse a sinistra la moto, invece è passata a destra. Si sono toccati, lui è scivolato là dove vedete i segni là per terra, è andato a sbattere addosso al muretto lì, c'è il segno del casco, e poi è volato giù fino a qua via. Quando sono venuto fuori gridava aiuto, è arrivata subito un'operatrice sanitaria appunto che sta lì, e gli ha chiesto il nome, ha spiaccicato 2 parole, ma dopo ha cominciato a rantolare subito. In pratica quando è arrivata l'ambulanza era già morto, era già in arresto cardiaco. L'incidente è quando era circa l'1 di notte, mentre stava rincasando. I sanitari del SUEM 118, una volta arrivati, hanno tentato per 1 ora di rianimarlo. Prima del loro arrivo, insieme ai tanti vicini che sono accorsi, anche un'infermiera che ha praticato il massaggio cardiaco al ragazzo fino all'arrivo dell'ambulanza. Disperati i tentativi di salvarlo. Poi è arrivata la macchina medica, è arrivato l'elicottero, ma non c'era più niente da fare. L'indomani dalla tragedia di prima mattina, il patrigno del ragazzo si è recato sul luogo per pulire la macchia di sangue lasciata dal giovane, affinché all'arrivo della madre in Spagna con la sorella del 20enne non la vedesse. Mattia Saccon, figlio del proprietario della famosa maglieria, era un appassionato di motori. Dopo il diploma al Planck di Treviso era riuscito ad entrare all'ITS di Faenza e svolgere un tirocinio nelle scuderie della Formula 1. Un ragazzo intelligente e intuitivo, lo ricordano gli insegnanti della scuola superiore dove ha studiato e dove amava tornare per raccontare ai professori la strada che stava percorrendo. Stava inseguendo tenacemente il suo sogno, Mattia, un sogno infranto a pochi metri sulla via di casa.
E poi in Valsugana questa mattina siamo a Solagna, una cisterna carica di gas che è volata nel cortile di un'abitazione statale chiusa e traffico in tilt, guardate. Paura, danni e disagi sulla Valsugana, dove un camion è uscito di strada volando letteralmente nel cortile di un'abitazione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nel tratto della statale 47 che attraversa il territorio comunale di Solagna all'altezza dell'hotel Ai Cavallini. La dinamica è ancora da chiarire, come pure eventuali responsabilità. Di certo ci sono invece le ricadute per la viabilità dell'importante arteria, già sottoposta in questi giorni allo stress dell'esodo ferragostano. Durante le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Bassano, infatti, la Valsugana è stata chiusa al traffico e si sono create lunghe colonne di auto e camion in entrambe le direzioni. Nella carambola il camion cisterna ha perso parte del carico e la fuga di gas avrebbe potuto causare rischi per le persone in zona. Quindi il flusso proveniente da nord è stato deviato sul ponte di Campolongo e in destra Brenta fino a Campese, con tutte le conseguenze del caso per la percorribilità della rete viaria minore, che è andata in tilt per gran parte della mattinata. Il conducente non ha riportato ferite gravi oltre al grande spavento dopo il volo nel cortile dell'abitazione. Resta da capire come e quando verrà rimosso il camion cisterna, dato che lo spostamento del mezzo potrebbe causare ancora gravi ripercussioni in queste ore di traffico molto sostenuto. Di sicuro c'è che la vicenda si è risolta con un mezzo miracolo, visto quello che sarebbe potuto accadere. Allora, dalla Valsugana all'Alemagna con ancora problemi perché ieri un forte temporale ha fatto scattare il semaforo rosso, dogana vecchia di San Vito di Cadore. Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, non c'è pace per questa strada. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, hai ragione, non c'è pace. D'altra parte, quando ieri scendevamo da Borca di Cadore siamo stati accompagnati lungamente da nubi minacciose che circondavano le montagne, presagio di qualche temporale in quota estivo. Così è stato ieri sera attorno alle 22:30, il violento temporale si è abbattuto nella zona di San Vito di Cadore e quindi su Croda Marcora, attenzionata, lo sapete, per questa frana che incombe sulla statale 51 di Alemagna, che ha causato lunghe interruzioni al traffico a partire proprio dai primissimi giorni di luglio. Che cosa è accaduto? Alle 10:30 è scattato il semaforo rosso ed è per la prima volta da quando sono stati installati il sistema di monitoraggio sulla frana, che naturalmente assieme agli idrometri riescono a percepire quando può scattare il pericolo e l'allarme per il movimento del materiale verso la statale, e questo ha bloccato letteralmente il traffico, che in quel momento era particolarmente sostenuto sia verso nord che verso sud sulla 51 di Alemagna. E però abbiamo avuto notizia anche di persone che sono passati ugualmente al semaforo rosso, che non l'hanno rispettato, mettendo a rischio la propria incolumità, facendo tremare le persone, chi ha la responsabilità di mantenere la strada in sicurezza. E quindi c'è stato questo via vai e contemporaneamente però anche abbiamo registrato il disagio degli automobilisti che tornavano dal lavoro e che sono stati costretti per bypassare questo tratto di strada a percorrere e quindi a fare marcia indietro e a percorrere il passo Tre Croci, con naturalmente un incremento nei tempi e anche nel chilometraggio di percorrenza. La situazione è rientrata nella normalità 3 ore dopo circa, quindi dopo la mezzanotte
pericolo scampato, il semaforo è tornato verde, quindi la circolazione sulla statale 51 di Alemagna è ritornata regolare, e però sappiamo che nei prossimi giorni i temporali ricominceranno a presentarsi, così dice l'ARPAV, perché questo caldo asfissiante che sta davvero opprimendo anche la provincia di Belluno e la montagna bellunese potrebbe avere le ore contate, soprattutto a ridosso della giornata di Ferragosto. Speriamo che non accada nulla di grave, e intanto io vi lascio, vi saluto e vi do per l'appuntamento a questa sera per gli aggiornamenti anche sulla viabilità. Grazie davvero a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi. Allora noi adesso andiamo a Marghera, se c'è il nostro Filippo Fois con la cronaca, perché lo ricorderete, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa con Nicola Marcato, c'era stato il ritrovamento ed era un giallo, che è ancora un giallo aperto, del cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo probabilmente straniero. Avevano anche una tessera della Caritas in uno stabile abbandonato di Marghera. Ebbene, è stato trovato un altro cadavere, quindi sono due i cadaveri trovati in questo stabile, ed è un vero e proprio giallo con indagini in corso. Filippo Fois, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da via Brumaci, che è per l'appunto teatro di queste vicende che hai appena annunciato. Alle mie spalle c'è lo stabile, il teatro, potremmo definire, degli orrori di questa drammatica vicenda. Siamo in una zona commerciale di Marghera che è attorniata da negozi, c'è un distributore, un lavaggio automobili, un grande magazzino. Non è un'area particolarmente diciamo fuori dai grandi traffici, però c'è da dire che qui è cresciuta una vegetazione altissima che oramai copre qualunque cosa possa capitare all'interno di questo stabile. Anche questo stabile, che è stato edificato circa almeno 20 anni fa, doveva essere un altro negozio. Non lo è mai diventato, è diventato un rudere completamente circondato da vegetazione sempre più folta e naturalmente anche da un fitto tappeto, come potete vedere, di immondizie. Ed è qui che sono stati ritrovati i due cadaveri. Noi ci spostiamo qua. Vedete che il terreno sarebbe recintato e vietato l'accesso, però si vede che c'è comunque sono state spostate la ringhiera in maniera che si possa entrare. In realtà non è questo l'ingresso che viene utilizzato dagli ospiti di questa struttura, se mi permettete l'espressione. Noi adesso ci stiamo arrivando e vi facciamo vedere cosa succede. Il secondo cadavere, intanto vi ricordo, che è stato trovato qui ieri mattina dalla polizia e dai vigili del fuoco, era anche in questo caso in avanzato stato di decomposizione. Sono due cadaveri senza volto, senza documenti, tranne quella tessera della Caritas, che comunque era molto rovinata, per cui non si poteva leggere nel caso ci fosse stato un nome di chi fosse, e per cui non si sa innanzitutto quando siano avvenute le morti, né come siano potute capitare. Intanto Alberto Pivetta è arrivato in quello che è l'ingresso principale dello stabile. Vedete che la vegetazione si interrompe con un sentiero. Questo già ci dice che questo percorso viene attraversato più volte al giorno. È diciamo il segnale che questo stabile continua ad essere abitato. Adesso è naturalmente vuoto, la polizia è stata qui ieri e bisogna anche dire che è una delle aree attenzionate dalla polizia locale di Venezia, che periodicamente effettua degli sgomberi. Dietro comunque rimangono dei giacigli di fortuna. Abbiamo visto anche un forno a microonde, per esempio, che è abbandonato lì assieme a delle poltrone, a delle coperte. Ecco, stavamo dicendo dei due cadaveri. I due cadaveri non si sa a che periodo risalga la morte, né come possa essere avvenuta. Qui tutte le ipotesi naturalmente rimangono aperte. Potrebbe essersi trattato di un malore, potrebbe essere che, siccome il piano interrato qui è completo, quello dove
forse ci sarebbero stati i parcheggi di questo negozio, è completamente allagato, potrebbero essere caduti in acqua per esempio per una caduta accidentale, potrebbe essere stato un malore, potrebbe essere, e questa è naturalmente l'ipotesi più drammatica, che ci siano stati dei regolamenti di conti e ci si sia sbarazzati dei cadaveri in questa maniera, anche perché noi qui, e questo l'abbiamo detto anche, lo vedrete nel telegiornale di questa sera con alcuni residenti che erano venuti qui a controllare l'area perché abitano proprio a pochi centinaia di metri di distanza. Per ora sono stati trovati questi due corpi, ma noi non sappiamo sotto quell'acqua, quei 2 metri d'acqua che presumibilmente ci sono sotto questo palazzo, quali altre sorprese possano nascondersi. Vi dicevo di chi abita qui vicino, naturalmente la preoccupazione è enorme perché sentire del ritrovamento di 2 cadaveri che possono anche essere morti di morte violenta in una settimana non è una notizia che fa piacere. Qui si chiederebbe, hanno detto questi residenti, innanzitutto che venisse sfalciata tutta questa vegetazione, di modo che l'interno dello stabile sia sempre visibile, sia molto più difficile quindi nascondersi all'interno, e poi sarebbe arrivato anche il momento di abbattere questo rudere e bonificare quest'area. Per quello che riguarda le indagini, come detto, ci si muove a tutto campo, vedremo poi se ci saranno altre novità, altri controlli da parte delle forze dell'ordine. Io direi per ora, Nicola, che da Marghera è tutto, per cui ti restituisco la linea. Grazie davvero anche a Filippo Fois e Alberto Pivetta. Allora noi lasciamo per un attimo la cronaca, restiamo però nel veneziano. In queste ore è in corso una conferenza stampa a Marghera di Don Nandino Capovilla, il parroco della Cita di Marghera, nonché esponente importante di Pax Christi, che ieri è rientrato dopo essere stato di fatto espulso da Israele, bloccato per 7 ore a Tel Aviv per questioni di pubblica sicurezza. Vedremo poi questa sera cosa racconterà ulteriormente, perché noi ieri eravamo già presenti all'aeroporto con Filippo Fois e Simone Merlo quando Don Nandino è atterrato in Italia. Allora rivediamo l'arrivo di Don Nandino, le sue parole e anche la gente che è andata ad accoglierlo e cosa ha detto di questa situazione. Sentite. Non bisogna tacere, non bisogna permettere che continui questo genocidio, questo massacro. Dobbiamo trovare tutti i modi, come hanno fatto adesso gli amici, per denunciarlo, e questo costa quel che costa. Quando Don Nandino esce dal varco degli arrivi all'aeroporto Marco Polo, il gruppo di amici, parrocchiani, volontari e attivisti di associazioni che si sono organizzate per dargli il bentornato si scioglie in un applauso liberatorio. Dopo 7 ore bloccato all'aeroporto di Tel Aviv, al parroco del quartiere Cita di Marghera ed ex coordinatore nazionale di Pax Christi Italia sono stati riconsegnati valigia e cellulare ed è stato espulso dallo Stato di Israele. Credo che non si possa sequestrare una persona per una giornata intera. Perché lei non può entrare in Israele? Cosa le hanno detto? Che metto in pericolo la sicurezza di Israele. Ricordo che, a proposito di sicurezza, diceva il patriarca Sabbah, che è un grande nostro amico, diceva: Israele sarà sicura solo quando rispetterà i diritti del popolo confinante. Lei cosa avrebbe fatto in Palestina? Uno dei tantissimi pellegrinaggi di giustizia. In quelle ore convulse, quello di Don Nandino è stato un caso internazionale per il quale si sono mobilitate istituzioni come il Ministero degli Esteri e la Conferenza Episcopale Italiana. Assieme ad una quindicina di persone era atterrato a Tel Aviv, dove avrebbe dovuto partecipare ad un pellegrinaggio di pace in Terra Santa. Come ha trascorso la notte? Dove l'ha passata? In una guardiola comune, diciamo, in un posto. A me mi spostavano e mi accompagnavano a fare la pipì in 4, però voglio dire, questo fa ridere, ecco, non fa ridere, ma cosa può voler dire per un giovane di 8 anni tutta la vita essere arrestato e accompagnato sempre con questi soldati? Sinceramente non c'è paragone, ecco. Dice per lei è durato 24 ore, per gli altri dura tutta la vita. Non è stato nessuno, non è stato un sequestro, è stata una cosa illegale. Don Nandino Capovilla è molto critico delle politiche del governo Netanyahu ed è possibile sia sgradito in Israele anche per un suo libro, Sotto il cielo di Gaza, in cui descrive la situazione dopo il 7 ottobre.
Mentre era bloccato a Tel Aviv ha scritto in un post: basta una riga per dire che sto bene, mentre le altre vanno usate per chiedere sanzioni allo Stato che tra i suoi errori bombarda moschee e chiese, mentre i suoi orrori si continua a fingere che siano solo esagerazioni. Magari non andrò in Israele, ma vorrei poter andare lo stesso in Palestina, visto che poi adesso tutti lo riconoscono come Stato, per evitare di denunciare Israele, ma invece chiaramente sarà un problema. Lo conosco personalmente e sostengo il suo pensiero, quindi avendo saputo la brutta avventura che gli è successa siamo venuti qui per portargli un po' di solidarietà. Una persona speciale. Al suo rientro a Venezia dopo l'espulsione da Israele, Don Nandino Capovilla ha trovato all'aeroporto Marco Polo di Venezia una manifestazione di stima e affetto che racconta quanto questo parroco sia ben voluto. Basta conoscerlo una volta e si innamora di quello che fa. Cosa le piace di Don Nandino? È quello che fa, la sua maniera di interpretare il ruolo di parroco, più spinto verso gli aiuti ai più deboli. È ammirevole e apprezzato da tutti, insomma, ecco. Io sono di Amnesty International e ho grandi rapporti con lui, è una figura di riferimento nel territorio mestrino veneziano, non c'è dubbio. Don Nandino porta il Vangelo, porta un messaggio di pace, di giustizia sociale. Lasciatemi dire che ho trovato veramente gravissimo quello che gli è successo a Tel Aviv, è un qualcosa che non ha giustificazione. Il Comune di Venezia ha reso noto che appena presa la notizia del diniego d'ingresso in Israele a Don Nandino Capovilla, il sindaco Luigi Brugnaro abbia fatto contattare il Ministero degli Esteri per avere rassicurazioni sulla sua incolumità. Certamente, prosegue la nota, bisogna con assoluta urgenza smettere con l'uso delle armi da ambo le parti e arrivare alla nascita di 2 stati liberi e indipendenti. L'espulsione di Don Nandino da Israele è un fatto grave e inaccettabile per il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella, che chiede che il governo italiano si attivi con fermezza per tutelare chi come Don Nandino è testimone autentico di dialogo e riconciliazione. Noi ci sentiamo rappresentati da personalità come Don Nandino, ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella, non da un governo che balbetta e continua ad avere buoni rapporti con le autorità di Tel Aviv. Noi da veneziani e veneziane possiamo fare qualcosa, partecipare in massa alla manifestazione che si terrà il 30 agosto al Lido di Venezia e chiedere come mai a un governo che sbandiera i 420 di essere cristiano e cattolico è impedito a un prete di svolgere la sua missione pastorale in Terra Santa. Queste dunque le parole su Don Nandino Capovilla che adesso sta parlando ancora in una conferenza stampa a Marghera. Torniamo nel bellunese, tutto l'Agordino piange la morte del dottor Renato Bulfa, 49 anni, stimato medico del pronto soccorso dell'ospedale di Agordo, che è morto in seguito a un malore che l'ha colpito circa una settimana fa e per le cure del quale era ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Profondamente legato al territorio, Bulfa era conosciuto e apprezzato per la sua dedizione alla professione e per la vicinanza ai pazienti. La notizia della morte è stata data dalla moglie Agostina, dai genitori e dai familiari. I funerali domani alle 15 nella chiesa arcidiaconale di Agordo e questa sera la recita del Rosario. Poi c'è l'allarme per una persona scomparsa, il 64enne Valerio Baldisser di Altivole, che domenica è uscito di casa e non ha più fatto ritorno. Lo vedete in questa foto diramata dalla prefettura, alto circa 1,75 m, di corporatura robusta e carnagione chiara, calvo e con occhi celesti. Si è allontanato di casa col suo ciclomotore Peugeot di colore grigio con targa X4PN-G8 ed è stato registrato un suo passaggio al comune di Asolo. Al momento dell'allontanamento indossava pantalone della tuta di colore nero con strisce bianche, camicia a maniche lunghe di colore grigio chiaro e scarpe da ginnastica di colore nero. Chiunque ovviamente ha visti Valerio Baldisser, che vedete in questa immagine, possa riferire informazioni utili, ovviamente è pregato di contattare il 112. Lo ripetiamo, i sistemi di rilevazione delle targhe hanno registrato il suo passaggio ad Asolo nei giorni scorsi. È scomparso da domenica scorsa. Allora direi che possiamo andare in pubblicità, fra poco apriamo con la pagina politica. Allora andiamo in pubblicità e ripartiamo dalla politica.
Ho ricevuto un avviso di garanzia in merito al distacco di una parte dell'intonaco della scuola Pascoli nel mese di gennaio e dovrò comparire di fronte al PM il prossimo 18 settembre. Ho ritenuto utile informare la stampa e ovviamente darne comunicazione alla cittadinanza. È un fulmine a ciel sereno quello che colpisce il comune di Bassano del Grappa e la città a una manciata di giorni da Ferragosto. Il sindaco Nicola Finco è iscritto nel registro degli indagati per il distacco dell'intonaco di un'aula della scuola Pascoli, avvenuto a gennaio. In quell'occasione un bambino era rimasto coinvolto riportando qualche graffio. Immediatamente era scattata la chiusura, seguita dalle verifiche di rito sullo stato di salute del plesso scolastico. La situazione aveva consigliato all'amministrazione di chiudere la scuola e di spostare le lezioni nelle sale del tribunale. Poi, qualche giorno fa, il municipio ha chiuso una trattativa con gli scalabrini per l'affitto di alcuni spazi da destinare alla didattica montessoriana della Pascoli per almeno 3 anni. Nel frattempo, però, era scattata l'indagine della Procura sul distacco di gennaio, della quale avevamo parlato anche nei nostri telegiornali. Crolla la scuola primaria Pascoli, la Procura della Repubblica apre un fascicolo d'inchiesta. I carabinieri erano arrivati negli uffici del settore lavori pubblici per raccogliere informazioni finite nel faldone dell'inchiesta. Forse informazioni sullo stato pregresso della Pascoli, dati che, fa sapere il sindaco, non erano mai arrivati neppure sulla sua scrivania. Non avevo mai ricevuto alcuna comunicazione da nessuno, altrimenti sarei intervenuto, perché insomma sapete l'attenzione che io dedico ai bambini, alle scuole. Insomma, il primo anno di mandato si è contraddistinto proprio per questo, per fare un riordino di plessi scolastici, per metterli in sicurezza, per pensare alla progettazione di una nuova scuola. Quindi se qualcuno mi avesse comunicato che c'era una situazione particolare all'interno della Pascoli, ovviamente sarei intervenuto. Finco sarà sentito in procura a Vicenza fra qualche giorno dopo Ferragosto e in quella sede sarà possibile conoscere più dettagli sull'origine della vicenda. Non è infatti chiaro se tutto sia nato da un esposto o da una denuncia oppure d'ufficio in seguito agli eventi di gennaio. Quel che è chiaro è che la faccenda, alla luce di quanto dichiarato da Finco e delle notizie diffuse, suona come un campanello d'allarme per qualche migliaio di sindaci del Veneto e non solo. Viene da pensare che domani mattina qualche migliaio di sindaci del Veneto potrebbero consegnare le fasce, perché nessuno è sicuro a questo punto. Ma guardi, io non dico nulla, ripeto, sono sereno e tranquillo, fornirò ovviamente la massima collaborazione alla magistratura, perché so che ho fatto tutto quello che dovevo fare e quindi insomma speriamo si risolva quanto prima questa faccenda. Allora, siamo rientrati con il caso di Bassano del Grappa di queste ore, con la vicenda di Nicola Finco. Io direi che di ripartire da qui anche con i nostri ospiti politici, poi allarghiamo. Ovviamente il tema è caldo, è quello delle regionali, della politica in senso stretto, ma è anche questo un tema, diciamolo, politico. In queste ore anche c'è la presa di posizione di Anci Veneto con Mario Conte, che si schiera ovviamente con il sindaco Nicola Finco. Io saluto e ringrazio Fabrizio Boron, Forza Italia, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Ed Erika Baldini, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti, grazie. Allora, grazie per essere con noi, vi abbiamo strappato a questi giorni di agosto. Allora, partiamo da qui, al netto poi del caso specifico su cui indaga la Procura di Vicenza. Boron, è davvero un campanello d'allarme per i sindaci? È ancora una volta la situazione dei sindaci che sono bloccati o comunque temono di poter agire nelle loro attività con il rischio di una indagine? Secondo lei com'è la situazione? Ma guardi, fare il sindaco è il lavoro più difficile che ci sia, perché poi alla fine diventi parafulmine di tutto. Non è oggi ovviamente che succede, non è con la notizia dell'amico Nicola Finco, il quale ovviamente sono certo che si concluderà tutto nel miglior dei modi. Però è un problema che esiste da sempre, ovvero la difficoltà di amministrare e di essere ovviamente responsabili di qualsiasi cosa anche quando non ce l'hai la responsabilità. Poi è vero, ci sono magari casi eclatanti, la storia ce lo dice, di responsabilità dirette, ma nel caso in cui un sindaco può essere responsabile anche di una buca, no, che si crea nella notte, è un fatto incredibile che mette in difficoltà il sindaco stesso e mette in difficoltà anche il governo di una città. Pensi con che forza e con che animo poi alla fine
una persona, un sindaco deve amministrare con le paure di fare qualsiasi cosa o di avere responsabilità di qualsiasi cosa. Com'è che si fa poi a governare una città, in questo caso Bassano, una città importante, molto, molto popolata? Diventa difficile perché poi sei inerme, passerai ovviamente qualche notte insonne e soprattutto passerai qualche giorno in un'aula di tribunale spendendo soldi per avvocati, per magari situazioni giudiziarie che avresti voluto sicuramente evitare. Ecco, io credo che in questo termine, in questo contesto sia necessario riformare, no? Le responsabilità dirette sono palese a tutti e io credo che in qualche modo una delle riforme importanti che la giustizia dovrebbe fare è quello di eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale, perché poi alla fine è tutto lì, no? Il fatto che se c'è una situazione che prende responsabilità penali, in automatico si apre un fascicolo, non è responsabilità del magistrato o della giustizia, fanno il loro dovere, aprono il fascicolo, ma è vero che si potrebbe eliminare questa parte ovviamente del codice penale e a quel punto lì sarebbe magari diciamo un atto prima dovuto, in qualche modo si dovrebbe indagare, trovare le responsabilità prima di aprire un fascicolo e portare in un'aula di tribunale un sindaco o qualsiasi amministratore, perché poi chi amministra a tutti i livelli purtroppo si trova a dover fare i conti con situazioni simili. Quindi io mi auguro finisca nel meglio dei modi, anzi ne sono certo, e mi auguro soprattutto che a Roma si intervenga in questa fattispecie, perché credo che chi si prende la responsabilità di una città debba amministrare con il cuore tranquillo e non con la paura ogni giorno di trovarsi coinvolto in situazioni simili. Secondo lei non basta stralciare il reato di abuso d'ufficio? No, non basta. Cioè questo, ad esempio, nella fattispecie che abbiamo sentito di Bassano non è un reato d'abuso d'ufficio, ma è un fascicolo che si apre di fronte a un rischio che avrebbe potuto coinvolgere ovviamente situazioni di incolumità personale di bambini o docenti. In quel caso lì si prevede o si prefigura un reato penale e pertanto l'obbligatorietà dell'azione penale apre il fascicolo, punto e fine. Ci sono degli indagati per responsabilità penali. Quindi l'automatismo, dice lei, l'automatismo è quello da evitare, l'automatismo dell'azione penale. Beh, certo. Erika Valdin, cosa ne pensa lei? Naturalmente anch'io penso che non si possa addebitare a una responsabilità personale un fatto del genere. È capitato anche dei nostri sindaci che sono stati, in qualche modo si è avviata un'indagine, poi per fortuna si è conclusa a loro favore perché c'era stata ad esempio in quel di Livorno un'alluvione e il sindaco dell'epoca del Movimento 5 Stelle era stato indagato. Questi fatti naturalmente accadono anche un po' per l'incuria generale del territorio, ma è bene ricordare invece che se vogliamo parlare di una responsabilità di tipo politico, che invece è da ascrivere a chi oggi governa, amministra, è il fatto che dal governo con la nuova legge di bilancio 2025 si parla di tagli pesantissimi agli enti locali che vanno ad incidere per il 2025 di 1,6 miliardi nei settori principalmente dell'istruzione, quindi è il nostro caso, della cultura, dello sport, dei servizi essenziali ai cittadini. Per gli anni prossimi la situazione sarà pressoché identica o peggiore di quella attuale. Quindi il problema sta tutto nel fatto che si va a tagliare a livello centrale su quello che è più prossimo ai cittadini, servizi essenziali, quali le scuole, quindi nell'ipotesi appunto di Bassano la ristrutturazione del plesso scolastico che sarebbe servita chiaramente per prevenire un fatto del genere che poi porta a indagare un sindaco che è della stessa filiera, quindi iscritto alla Lega, partito di maggioranza sia in regione sia a livello nazionale. Per cui se vogliamo addebitare al sindaco un qualche tipo di responsabilità è senz'altro politica, perché da parte di questa maggioranza ho sentito veramente una mite risposta
a quelli che sono i tagli decisi da Roma su regioni ed enti locali, ripeto, su servizi essenziali, tra cui anche l'istruzione, e quindi su questo noi possiamo dire che da parte nostra non c'è una condivisione di questo operato, perché se poi pensiamo che questi tagli avvengono per finanziare opere come il ponte sullo Stretto in un'isola tra l'altro che ha una serie di deficit dal punto di vista strutturale, dal punto di vista dei servizi, della logistica, dei collegamenti, viene ancora più ancora più rabbia, perché appunto si va a tagliare servizi essenziali per andare a incrementare un fondo per un'opera che sostanzialmente va a insistere in un territorio che ha delle lacune pesanti sotto altri profili. Con quei soldi per finanziare il ponte sullo Stretto si rimetterebbe in moto una isola intera, la si metterebbe in sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi basilari che mancano in alcune parti dell'isola tutta. Boron, Baldin rimanda la palla al governo. Adesso non so come la pensa lei sul ponte sullo Stretto, ma al di là di questo? Ma guardi, alla fine no, è sempre quello, cioè si cerca comunque in un modo o nell'altro di cercare di trovare delle colpe o delle responsabilità. Io credo che se restiamo sul tema del servizio che abbiamo visto, della questione di quello che è successo a Bassano del Grappa, cercare in qualche modo una responsabilità, dire che gli amministratori non hanno colpe su situazioni simili e poi però addossare una responsabilità politica generale è un modo così un po', mi scusi anche maldestro, insomma, di voler in qualche modo additare sempre qualcosa e qualcuno, anche se si è d'accordo, ma lo si fa per parte presa, per situazione politica presa. Sarebbe facile farlo con qualsiasi amministratore di qualsiasi parte politica. Io credo che se rimaniamo sul tema, che è quello di quanto accaduto a Bassano, ovvero di un calcinaccio che è accaduto nella scuola, ritengo che in situazioni simili, ovviamente almeno che la situazione non fosse, a volte succede, denunciata da tempo, avvisata da tempo e nessuno è intervenuto, in quei casi lì ci sono delle responsabilità, ma se sono fatti accaduti senza che ci fosse un avviso, senza che ci fosse in qualche modo una avvisaglia, ecco, credo che in questo contesto bisogna avere la franchezza da qualsiasi parte politica si viene di dire che non si può addossare una colpa a un sindaco anche se è della Lega o se fosse del PD, no? O del 5 Stelle, non ha una responsabilità. Altre sono le cose che si sono dette, quelle in ambito politico. Ricordo che il PNRR insomma ha riversato nel mondo degli investimenti, edifici pubblici, scolastici, tantissimi soldi, quindi credo che in qualche modo su questo non si possa dire l'opposto, e di fronte al fatto che ci sarà sempre qualcosa da fare, no, la perfezione non esiste, ci sarà sempre qualcosa da fare, ci sarà sempre un edificio pubblico da ristrutturare, ci saranno sempre delle strade da asfaltare, ci sarà sempre qualcosa da fare. Altra cosa è dire che in un'occasione eccezionale dove appunto è stato menzionato un'alluvione, no? Ecco, se un'alluvione arriva improvvisamente e nessuno ne aveva ovviamente possibilità in qualche modo di risolvere il problema, non ci sono responsabilità. Se avviene in qualche modo di fronte a continue battaglie politiche o territoriali o avvisi anche da parte delle amministrazioni locali nel tempo che in qualche modo denunciavano una situazione di fuori controllo e dicevano che bisognava intervenire in ambito infrastrutturale, allora le responsabilità si trovano e lì è la giustizia che fa il suo percorso. Ma se rimaniamo sul tema del fatto di Bassano, ritengo non ci sia nessuna responsabilità né amministrativa né del sindaco né nemmeno politica, insomma. Baldin, e poi andiamo in pubblicità, se vuole replicare. Allora, una cosa ha detto giustamente il collega Boron, il PNRR ha portato tantissimi soldi al nostro paese e di questo dobbiamo ringraziare l'ex presidente Giuseppe Conte. Detto questo, sappiamo che tantissime opere sono state realizzate, concluse con il PNRR,
ma rimangono sul tavolo quei soldi che il governo avrebbe dovuto mettere ma che non ha messo, anzi sono stati tagliati, e ripeto, soldi agli enti locali, alle regioni per miliardi di euro. In questo modo i sindaci si trovano alla canna del gas, logicamente, perché così non riescono a far fronte alle esigenze più vicine ai cittadini, quello di rimettere mano alla scuola, ai servizi pubblici in generale, per gli anziani, per appunto tutta una serie di difficoltà legate al mondo della disabilità. Proprio ieri a Chioggia, dove appunto sono, il sindaco e l'amministrazione regionale hanno inaugurato insieme all'ULSS il centro di procreazione medicalmente assistita nuovo della provincia di Venezia, che andrà a servire tutto il bacino provinciale. Questa è un'opera sicuramente importante per i cittadini e le cittadine che appunto si apprestano a decidere insomma di volere un figlio e cercare di portare a termine una gravidanza. Il problema sorge quando al di fuori dell'ospedale ci sono delle persone diversamente abili, persone con disabilità, che stanno manifestando per avere dei sussidi base, e abbiamo parlato proprio di Bassano. Nel caso di quella persona con disabilità, il giornalista Luca Faccio, che aveva appunto la necessità di cambiare le batterie del proprio mezzo elettrico, della carrozzina elettrica, e questo sussidio è stato negato. Allora voglio dire, da una parte tagliamo anche alle basi della salute e dei servizi sociali al cittadino. Questa cosa non va bene. Se si fanno dei tagli per andare a finanziare delle opere sostanzialmente inutili e impattanti dal punto di vista ambientale e in terre non prossime a noi, questa non è una soluzione, anzi è un grave danno che si fa al paese, ai cittadini e alle cittadine, e su questo noi daremo forte battaglia. Allora andiamo velocemente in pubblicità, ripartiamo da tra pochissimo, entriamo un po' sulle regionali, ma poi ci sono anche altri temi. Vorrei tornare a parlare di sanità, perché la regione va avanti con la questione dei medici stranieri, e quindi vorrei tornare anche su quello. Vorrei anche parlare delle carceri, perché abbiamo parlato poco fa di un 17enne che ha tentato il suicidio ed è morto in queste ore. Al di là del fatto specifico, il tema delle carceri è sempre molto bollente anche in Veneto. Ripartiamo fra pochissimo però, perché vorrei parlare anche di queste regionali che non hanno ancora una data. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Riparto da Fabrizio Boron. Boron, lei potrebbe assomigliare all'identikit di quel candidato alle regionali che la Lega non vorrebbe vedere candidato, secondo il diktat, diciamo, espresso dal direttivo regionale, in quanto ha cambiato casacca, con una piccola eccezione che però lei ha cambiato casacca suo malgrado, no? Perché ricordiamo è stato espulso, non è che ha cambiato casacca come altri, però insomma è emerso che la Lega vorrebbe portare questo, no? Porta questo a Stefani. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato anche di come Fratelli d'Italia, per bocca del coordinatore De Carlo, abbia detto è irricevibile come proposta. Lei cosa, ovviamente so già come la pensa, ma cosa dice di questa cosa che è emersa al direttivo regionale? Posso sorridere, no? Io li chiamo i fuochi estivi, quelli che di solito si fanno a Ferragosto, in questo caso sono arrivati un po' prima, insomma, va bene, le solite battute che si fanno per prendere uno spazio giornalistico, oltretutto battute appunto con corta memoria, perché come ha detto lei, io sono stato espulso, ho sempre detto che chiunque vuole la documentazione è disponibile, sono stato espulso senza motivazione e non mi ricordo nella mia espulsione di aver ricevuto né una telefonata né un messaggio di dispiacere né dalla parte di Luca Zaia né dalla parte di Giampaolo Gobbo, anzi si sono girati dall'altra parte, quindi sa com'è, io credo che la vita vada avanti, ognuno vive la sua vita e di certo io non pongo limiti alla
alla mia vita e non do il diritto di porre limiti alla mia vita né a Luca Zaia né a Giampaolo Gobbo. Detto questo, basterebbero che guardassero a qualche candidato che hanno o anche a qualche ruolo di altissimo livello dirigenziale che hanno, che sono ex persone che vengono da Forza Italia, quindi ma chi ha peccato scagli la prima pietra, insomma. Ecco, è difficile commentare oltre questo quanto si è visto. Ci sarà comunque una campagna elettorale, io credo che ogni partito farà la sua lista, la sua proposta. Stiamo in attesa ovviamente della scelta del candidato presidente che in qualche modo metterà tutti d'accordo per dare l'inizio alla campagna elettorale, e io immagino insomma che a novembre, visto che oltre non si può andare, insomma si voti, quindi mi piacerebbe che si parlasse di temi, di problemi, di necessità di soluzioni di alcune situazioni difficili, come ad esempio nell'ambito sanitario, che secondo me io non nego il fatto che il Veneto è una sanità di eccellenza, ma ho sempre rimproverato il fatto che a dir siamo i primi non è il modo per risolvere magari le necessità. Allora, ci arrivo fra pochissimo ai temi, ci arrivo fra pochissimo. Le chiedo solo un'altra cosa strettamente politico nel centrodestra. Il suo segretario Tosi non manca ogni tanto di rinfocolare però questa polemica. Allora i leghisti dicono se questo è l'alleato, allora Tosi è tornato a parlare ad esempio di lista Zaia, dicendo che di fatto non serve, è tornato a dire non ha senso, la logica dice, e questo lo pensa anche Fratelli d'Italia, che il candidato deve essere eventualmente di Fratelli d'Italia, visti i dati, insomma. E c'è questo botta e risposta, non dico quotidiano, ma quasi un po' tra la Lega e Forza Italia. Come si arriva a una campagna elettorale insieme se le premesse sono queste? Guardi, io credo che negli ultimi mesi il livello della provocazione è sempre stato posto in primis da parte della Lega, no? Il Veneto ai Veneti, la linea del Piave, tutte queste cose qui un po' folcloristiche, che sono quelle che determinano quasi un diritto di successione. Siccome non viviamo in una monarchia ma viviamo in un sistema democratico, il sistema democratico dice che le alleanze si fanno e gli accordi di alleanza predispongono o trovano la soluzione a chi è il candidato. Siccome Fratelli d'Italia è il partito oggettivamente che ha ottenuto di gran lunga il miglior risultato elettorale in Veneto, oltretutto all'interno di Fratelli d'Italia la regione più forte a livello nazionale è proprio il Veneto, come si fa a dire a Fratelli d'Italia che non hanno il diritto di dire o di chiedere la presidenza della regione? Sono il partito di maggioranza, non hanno rappresentanza al nord, sono sottorappresentati a livello regionale, quindi a livello delle regioni in Italia, quindi è facile dire che a loro spetta in qualche modo la priorità di scelta. Poi se la scelta sarà da parte di tutti di un candidato della Lega, questo lo deciderà il tavolo della coalizione, ma credo che Fratelli d'Italia abbia tutto il diritto di dire insomma che il candidato della presidenza della regione sia di Fratelli d'Italia. Poi vedremo, insomma, non è che manca molto, no? A settembre sapremo qual è il candidato presidente, si inizierà ufficialmente con la campagna elettorale, anche se io ritengo sia già iniziata visto le dichiarazioni. Assolutamente. E secondo lei una data quando dovremmo aspettarci? Dipende da Zaia ovviamente, ma secondo me il 23 di novembre. E quindi diciamo l'ultimo giorno utile di fatto, perché l'altro sarebbe il 16, però una certezza dell'ufficialità quando se l'aspetta? Ma l'ufficialità ci vuole la convocazione, il decreto di convocazione da parte del Presidente e su questo non abbiamo dubbi. Poi io credo sia il 23, mi pare insomma di aver capito che si possa essere il 23 perché più lunghi andiamo e più tardi sono, no? Certo. Quindi se ormai la convocazione arrivasse anche in agosto, fine agosto, primi settembre, insomma la vedo difficile cadere
in concomitanza con alcune iniziative che poi di festività, di ponti che sono verso la fine di ottobre e primi di novembre, quindi immagino sia il 23 di novembre. Baldin, l'opposizione dice siamo ostaggi di questa data. Sì, noi siamo ostaggi, ma non solo noi, cioè tutti i veneti e le venete che stanno aspettando e stanno ascoltando ininterrottamente da mesi la solita storia sulle regionali. Ormai non si contano più le trasmissioni talk in cui si parla solo e esclusivamente della questione di Zaia, del terzo, che in realtà sarebbe il quarto mandato. Oggi le uniche regioni in cui non si è ancora fissata la data sono Veneto, Campania e Puglia, dove appunto ci sono 3 governatori uscenti che volevano ricandidarsi ma non gli è stato concesso perché c'è una legge chiarissima che parla di un limite ai mandati per i presidenti delle regioni. Quindi ad oggi si sta discutendo ancora della sorte di queste persone che hanno fatto tanti anni il presidente della regione. Zaia è tra questi, e trovo assurdo e sconcertante che per mesi si basi un dibattito politico e si sospenda tutta una serie di attività per trovare una sistemazione idonea a una persona che ha fatto politica per tanti anni e credo non abbia nessun problema a trovarsi un altro tipo di lavoro. Quindi io mi aspetterei da cittadina residente in Veneto che si iniziasse a parlare di programmi, che si mettessero da parte le questioni personali legate al futuro politico di taluni e che si iniziasse a dipanare, diciamo, quella che è una coalizione del centrodestra con un candidato presidente chiaro. Noi a livello di coalizione di centrosinistra abbiamo le carte in tavola e le carte in regola per una campagna elettorale grande, perché abbiamo per la prima volta dopo 15 anni riunito una serie di forze politiche, partiti, movimenti e anche civici che sono uniti sotto il nome di Giovanni Manildo e hanno la possibilità di fare grandi cose per il Veneto. A differenza di quello che avviene dall'altra parte, in cui si litiga su poltrone, su assessorati, su presidenze, e quindi un buio totale che non fa vedere chiaro al Veneto elettore medio, perché poi detto questo il Veneto deve anche poter votare. Non sapendo una data, non sapendo chi si candida, diventa anche difficile fare un ragionamento di questo tipo. Quindi anche per l'elettorato del centrodestra credo sia giusto, corretto dare prima di tutto la data, che ancora non c'è e non si sa se sarà novembre o se sarà ottobre o se sarà il prossimo anno, e soprattutto una serie di candidati, di liste e un candidato presidente, perché altrimenti veramente mi metto dalla parte di un elettore del centrodestra. In questa situazione io magari a questo punto propenderei per un centrosinistra che invece ha le idee chiare, ha un candidato, ha un programma, ha delle liste che corrono e a breve anche speriamo una serie di candidati. Boron, qui il centrosinistra è già partito, cosa dite? Gli abbiamo dato un po' di vantaggio, no? Dite che è un po' di vantaggio per poi riprenderli? Ma insomma, prima di prenderci, insomma, ci vuole tanto, però guardi, a parte le battute sportive, il fatto è che se qualcuno ha memoria di come sono andate le elezioni anche nelle passate legislature è sempre stato così, indipendentemente dal candidato. Ovvio c'era un candidato uscente, quindi era facile prevedere questo, ma quando ci sono cambi diciamo così, no, forti come quello di un governo durato 15 anni, è chiaro che la situazione ha bisogno di essere ponderata, ragionata, ha bisogno di trovare la condivisione, e poi il centrodestra sarà unito a presentarsi alla partenza della campagna elettorale in maniera decisa e forte, con un programma che porterà ancora ad essere questa regione decisiva in ambito economico, e soprattutto un programma che interverrà in maniera decisa su quello che è il sistema sanitario, per far sì che questa regione continui ad essere un'eccellenza sanitaria in maniera decisa. Ecco, su questo è necessario e sarà importante
metterlo nero su bianco. Poi, sa, insomma, voglio dire, non c'è molto da aspettare, insomma, io capisco anche la difficoltà d'attesa da parte della collega Baldini, ma come ha detto, insomma, mi pare che in contropartita Puglia e Campania, che sono di centrosinistra, la situazione sia simile. È chiaro, si cambia, è una questione proprio di girar pagina di un libro, governatori importanti che hanno lasciato un segno, ed è normale che in qualche discussione in più ci sia, ecco, nulla di che. Senta, allora i temi, la sanità è il tema cruciale tra i tanti, medici stranieri, la Regione va avanti con la delibera, cosa ne pensa dei medici stranieri che non hanno il titolo, lo ricordiamo, insomma, in Italia, non hanno il titolo di studio in Italia, ma ce l'hanno ovviamente nel loro paese, per far fronte alla carenza dei medici? C'è un confronto aperto con l'ordine dei medici da tempo, cosa ne pensa lei che di sanità ne sa qualcosa? Guardi, io la cosa mi permetto di dire un po' su cui ho qualcosa da dire è che quando si parla di temi così importanti queste cose vengono fatte sempre in periodi un po' strani come quello d'agosto, insomma non è che il tema dei medici sia un tema facile da prendere in mano e sia un problema oltretutto di ieri, è un tema che va avanti da 15 anni, la difficoltà di reclutamento dei medici e della loro formazione. Prenderlo dopo 15 anni di governo in una maniera così decisa e così forte, a 3 mesi dalla scadenza del voto, ecco, lo ritengo un po' quasi un segnale sicuramente che non porterà risultato nel breve, ecco, non porterà risultato nel breve, quindi lo ritengo anche un po' difficile da comprendere. Noi non abbiamo in mano una delibera, noi non abbiamo in mano un qualcosa di discussione, non sappiamo come è stata composta questa delibera, non sappiamo quali saranno i metodi di reclutamento o comunque di scelta di questi medici. Io ricordo che in questo paese per fare il revisore delle autovetture, cioè per fare il tecnico di revisione delle auto, bisogna fare un esame, un test, dopo aver fatto dei corsi, presso le motorizzazioni civili italiane, e sono esami abbastanza difficili. Oggi scopriamo che per fare il medico basta avere un pezzo di carta di un paese, senza oggi, almeno a me così, non è dato conoscere quali saranno i metodi di reclutamento e di scelta. La questione medici è un tema molto importante e delicato che non può essere sminuito in questi modi, perché di medici che si laureano e che si formano in questo paese ce ne sono tanti. Il problema è della scelta che fanno. Loro fanno una scelta verso o estero o privato per una questione di retribuzione, per una questione di condizioni di lavoro, per una questione di ovviamente paghe, ecco, salari. Io ritengo che bisogna intervenire su questo, in particolar modo su alcuni ambiti difficili, come ad esempio è l'emergenza urgenza, no? Si fa molto difficile a trovare chi ovviamente dà la propria disponibilità, quindi bisogna intervenire su quei comparti, dare delle paghe migliori, dare delle condizioni migliori e dare ovviamente anche delle sicurezze maggiori. Questo è un modo per affrontare il problema dei medici, perché altrimenti se il problema dei medici è quello di dire non ci sono, e invece i dati dicono che se ne laureano abbastanza, e andiamo a prenderli da un'altra parte del mondo, guardi, quando poi dall'altra parte del mondo avranno le difficoltà e diranno questi ce li teniamo qui, siamo punto a capo. Cioè queste sono soluzioni tampone. Ecco, siccome noi siamo il Veneto, siamo quella regione che dice di essere la migliore in ambito sanitario e abbiamo la capacità di programmazione, perché abbiamo questa mentalità, no? Siamo una regione che è in grado di programmare. Se siamo in grado di programmare, le soluzioni tampone non vanno bene, oppure possono trovare soluzione momentanea, ma abbiamo bisogno di dare una visione di soluzione definitiva, ed è quella di intervenire sulla questione degli stipendi e delle condizioni di lavoro. Se uno va a lavorare in emergenza urgenza dove fa turni massacranti e il rischio è maggiore, le difficoltà sono maggiori e le condizioni di lavoro sono più difficili, bisogna riconoscere un supplemento che sia decisivo. Non può esserci
una soluzione Deve diversa. essere attrattivo fare il medico in Veneto, no? Questo è il concetto. È meno attrattivo. Certo. Guardi che i medici ci sono e vengono laureati, oltretutto adesso dove si sono anche liberalizzati gli accessi alla facoltà e dove le borse di studio negli ultimi anni sono cresciute. Se lei va a vedere l'uscita dal mondo pubblico, dove va? No, i dati, l'assessore alla sanità li ha in maniera chiara come ce li ha il Presidente, escono dal mondo pubblico per andare verso il privato. Non è che non ce ne sono, escono. Allora se escono io devo fare in modo di trattenerli e il modo per trattenerli è unicamente uno: condizioni di lavoro migliori, più sicure e ovviamente paghe migliori, più gratificanti, soprattutto in alcuni ruoli. Baldin. Sì, certamente paghe migliori, un percorso più gratificante da questo punto di vista, però vorrei ricordare che noi come Veneto abbiamo utilizzato sistematicamente il personale gettonista, che ha fatto sì che nei pronto soccorso ci fosse comunque un personale medico addetto all'urgenza. Ma con questa pratica si è andati chiaramente a detrimento di quel personale medico a contratto a tempo indeterminato che si vedeva in qualche modo superare, per quanto riguardava lo stipendio, da questi gettonisti a 100 euro l'ora, pagati con queste cifre. Oggi per fortuna questa pratica è in via di esaurimento, ma semplicemente per dire che in realtà il problema della carenza di medici era ben conosciuto dalle autorità, dagli amministratori, dai governatori molti anni fa, già da tempo. Quindi i dati che ci vengono detti anche ieri quando è stato qui il presidente Zaia nella sua visita a Chioggia, mancano 3.500 medici in Veneto, sono dati riferiti ancora al 2022. Ancora anch'io mi chiedo come mai si arrivi a parlarne solo oggi con soluzioni anche queste emergenziali, soluzioni tampone. Anch'io mesi fa avevo dato questa soluzione, avevo invitato l'ambasciatrice cubana a Venezia, a Palazzo Ferrofini, con un'associazione di medici cubani. Questi medici cubani, ricorderanno sicuramente tantissimi concittadini che ci stanno ascoltando, hanno fatto in modo che la Regione Calabria potesse garantire tantissimi servizi all'utenza calabrese. Questa era solo un'idea per fare in modo che anche in Veneto, se ve ne fosse la necessità, si potessero assumere questi medici cubani, pagati il giusto chiaramente, magari nelle zone carenti, dove appunto è più difficoltoso recuperare personale medico locale. All'epoca mi fu risposto che di medici non avevamo bisogno, cioè che eravamo autosufficienti, che avevamo invece un grosso problema relativo agli operatori sociosanitari e agli infermieri, che questi già venivano reclutati dall'estero con altri corsi eccetera. Quindi il problema, da una parte viene negato, dall'altra invece si dice sono dati del 2022 che già conosciamo, oggi è una situazione critica per cui bisogna rispondere in uno stato d'emergenza. Non è così che funziona. I dati li sapevamo, è da anni che parliamo di carenze di organici a tutti i livelli, sia di OS che di infermieri che di personale medico. Abbiamo anche alcune specializzazioni, come diceva il collega, che vanno più di altre invece che sono in gravissima difficoltà, come appunto l'emergenza, come la medicina interna, la chirurgia, dove appunto non c'è la possibilità poi di operare nel privato, quindi tantissimi magari decidono di aderire di più alle specializzazioni di dermatologia, oculistiche, insomma altre specialità che possono dare la possibilità di operare anche nel privato. Detto questo, la soluzione non può essere quella di tamponare con personale che arriva da fuori, ma ci deve essere una visione globale e lungimirante della situazione del Veneto e dell'Italia intera. Non vogliamo più soluzioni di questo tipo emergenziali, perché i dati si conoscono da tempo, purtroppo. Bisogna investire nelle borse di studio e nelle scuole, nelle università, proprio per fare in modo che il ragazzo o la ragazza che esce dalle scuole superiori sia
attratto dalla prospettiva di fare il medico, e soprattutto basta sovvenzionare e diciamo privilegiare il privato puro, perché è evidente che nel momento in cui io che sono medico vengo pagato di più, ho orari più flessibili e più diciamo appaganti. Terzo punto, non devo mettere le mani addosso al paziente, vuol dire che non devo operarlo, perché se deve essere operato allora c'è l'ospedale pubblico. È chiaro che il privato non può essere diciamo competitivo, il pubblico non può essere competitivo con il privato avrà sempre un vantaggio rispetto al pubblico. È il momento di invertire questa tendenza, e questo lo si fa andando ad investire sulla sanità pubblica, che deve essere alla portata di tutti, anche di chi non si può permettere di pagare una visita specialistica nel privato puro. E di questo stiamo parlando, lo stiamo dicendo da mesi. Ci sono degli sportelli creati da associazioni di cittadini a scopo volontario che si mettono a disposizione di utenti che vogliono una visita specialistica presso l'ospedale pubblico, ma non hanno una risposta perché i tempi sono biblici, o perché addirittura entri nella lista di galleggiamento e da là aspetti mesi, un anno per un TAC o una risonanza magnetica. Questo non è assolutamente accettabile. È chiaro che chi se lo può permettere va nel privato, chi non se lo può permettere invece rinuncia a curarsi. Quindi viene meno un diritto costituzionalmente garantito. Chiarissima, io non ho più tempo, ringrazio allora Erika Baldin e ringrazio anche Fabrizio Boron per essere stati con noi questa mattina, grazie davvero, buon Ferragosto. Grazie a voi. Grazie. È solo il tempo per mostrarvi questa immagine. Anche a Cortina impazza il turismo cafone, ne è testimonianza questa foto scattata nel parcheggio sotto il tennis Apollonio, che ha immortalato un uomo completamente nudo accanto al suo minivan incurante della gente. La testimone, che aveva accanto a sé il figlio piccolo, è rimasta scioccata, tanto più che l'uomo imperterrito è rimasto senza vestiti per più di qualche minuto. L'ira del sindaco Gianluca Lorenzi, che parla di maleducazione bella e buona e che assicura di aver intensificato i controlli, ma afferma: se non vengono presi in flagranza non si possono multare. Turisti cafoni anche a Cortina. Vi lascio adesso al meteo e poi al film. Dopo il meteo, il film Suffragette, un film del 2015 con la grandissima Meryl Streep. Arrivederci.